Chi arriva a Casarsa si rende immediatamente conto della particolare struttura urbanistica di questa ridente località. Le strade, lunghe e strette, sono fiancheggiate da caseggiati contigui, strutture abitative con numerosi portoni imponenti che costituiscono l'accesso ai cortili interni. Alcuni di essi hanno mantenuto la fisionomia di un tempo e rivelano la vita che vi si svolgeva. Il cortile, così strutturato, costituiva uno spazio comune, circondato da più abitazioni, per famiglie spesso legate da vincoli di parentela. Altri, ristrutturati, hanno assunto aspetto e funzione del tutto diversa. L'origine di questa struttura particolare si perde nel tempo. Tuttavia, del vecchio cortile resta la memoria storica di qualche persona del luogo. Ma era una famiglia sola da questo coltivo o erano altre famiglie? 6 famiglie c'era qui dentro. La maggior parte contadini o no? 12 contadini. E impressi che sono ingrumati, perché sono impressi senza di artigiani. Era qualche artigiano, qualche fabbrica, qualche... Non sai, avranno fatto, non sai niente quel che sono, via. Mi pare, io ero prima che era mia cognata che aveva sposato una messò, che l'ha scominciato, che era le sue fuoco. Lui sa che era infantile, lo veniva infantinschi, no? Ecco. Dopo non era la mura una volta. Ah, era tutto Sì, era tutta completamente. Sono i colossi non sono infantisti. No, qui è Fantini. E l'osteria che era stata? E l'osteria era lì Gigi Spina. Gigi Spina, ok, era, non era che... Sì. Orpo! Amici, Ica è di che dei tempi andati. Signora è nasciuta da quel coltivo qui? Sì, io sono nasciuta proprio lì. Allora, ad esempio, questo stali che talvez erano dovaci, poi per chi era la cova per il vigel quando arrivava, e dopo veniva la mussa e lì era la tromba del veniva io il fen. Dopo è venuto incendiato appunto per un fulmine e dopo un po' su per di qua e qua però avevano comprato una vaccia in più. Avevate amicizie tra cortili? Sì, sì. Vi aiutavate anche in maniera materiale quando c'era bisogno? Sì. C'era una comunità? Questo, sì, come? Questo senz'altro, sì.
L'aiuto non c'era bisogno, quando c'era bisogno di qualcosa non si aspettava tanto, ci si rigirava dall'altra parte e si chiedeva. L'aiuto veniva. Il cortile, secondo me l'origine del cortile era un trasformare, durante i secoli ovviamente, la vita del nucleo insediativo, no? Che se noi ci rifacciamo al Ciascelir o alla Cortina, ecco, a Casarsa alla Cortina, che era presso, cioè in giro al chiesetto, alla Glisiut, alla vecchia chiesa, con appunto il camminare dei secoli, si parla di secoli, un po' alla volta queste famiglie si sono insediate a proteggersi, a risparmiare sulle costruzioni, chiede il murador, per fare unione tra famiglie che naturalmente partendo da una famiglia poi si smembrava in figli, nipoti, pronipoti e quindi si creava attorno al primo nucleo, alla prima famiglia, alla prima casa, altre famiglie, altre case e quindi altri nuclei per non occupare spazio che allora ce n'era finché si voleva, ma soprattutto per economizzare la costruzione, perché si trattava di andare a comprare i mattoni, prima crudi, no? E dopo cotti, ma bravo, soprattutto andare a prendere i sassi nel Meduna, nel Cellina, nel tagliamento. Il cortile era indubbiamente un luogo di socializzazione, dove vigeva la regola del mutuo soccorso. La malattia di qualcuno, la nascita di un bambino, l'uccisione del maiale, il parto di una mucca erano vicende che coinvolgevano tutti quelli del cortile. Non mancavano le liti, generate spesso da futili motivi. Era certamente un luogo pieno di vita e di animazione. Mentre nella stagione fredda le stalle erano il ritrovo nelle lunghe sere d'inverno, d'estate era il cortile, il luogo di raccolta di uomini, donne e bambini. Le donne si dedicavano al ricamo e a lavori tipicamente femminili, mentre i bambini animavano il cortile giocando a nascondino, saltando con la corda, giocando al cibè, ai quattro cantoni. Oggi quegli stessi cortili sono vuoti. È cambiato lo stile di vita, sono cambiati gli interessi, è diverso il rapporto che si instaura con i vicini. Son restats ali vitrinis i fills a guardar cuivui clars in tala luz dalle cusinis, senza piò dei fogolars, né le trasse infumantades, né la taula onta, né i seis,
Nelli dalmenis lassadis a bas dali frutis sciampades in ciambra culodor dai teis. Astis al foc, a meta boi illat, addistirat ai bars lintimelis blancis in insoi. Aciantin intorli odulis, i fi sot il sobiel suf biont aguardin senza piobilis. Andis mintiadlis sosfiondis, sintiu viers pordenon e il mon.